Buongiorno a tutti, intanto oggi mi presento come CDC Europe, ma magari in sala o da casa diverse persone mi conoscono come Stefano Foschi di Bioplanet. Voi saprete che dal 2023 siamo diventati un'unica azienda e quindi conseguentemente oggi sono qui in questa nuova veste. Cocciniglia, io sono qui a parlarvi di esperienze di lotta alla cocciniglia che noi facciamo dal 2014, che ci hanno portato a fare negli ultimi anni a coprire delle superfici solo sul territorio nazionale superiore dai 4 ai 5 mila ettari, quindi parliamo di un lavoro importante che stiamo facendo, e non parlo di cocciniglia ma di cocciniglie, perché se da un lato abbiamo un Planococcus ficus che noi combattiamo dalla Sicilia fino al Trentino Alto Adige, uva da vino e uva da tavola, ci ritroviamo negli ultimi anni una fortissima presenza di Pseudococcus comstock, in particolar modo in Emilia Romagna e in alcune aree dell'Emilia, dove addirittura questo qui non solo è equalmente presente, ma è addirittura prevalente rispetto alla Planococcus ficus, e questo chiaramente deve indirizzare molto le strategie di difesa, e a noi fa anche gioco perché, come ormai ampiamente dimostrato da diverse prove dell'Università di Pisa, dell'Università di Bologna e via di campo, i nostri insetti lavorano in maniera non significativamente diversa sia sull'una che sull'altra. Fatta questa premessa, queste sono situazioni per noi ormai abbastanza comuni che abbiamo visto negli anni nelle diverse regioni. La lotta noi la impostiamo su due insetti, un parassitoide, Anagyrus vladimiri, e un predatore, Cryptolemos montrosieri, ma fondamentalmente, e oggi col tempo che mi è concesso parlerò quasi esclusivamente di Anagyrus vladimiri. Troverete parecchi lavori o parecchie proposte anche tecniche e commerciali negli anni di Anagyrus pseudococci, poi troverete Anagyrus nera pseudococci, poi troverete Anagyrus vladimiri, è sempre lui, semplicemente oggi siamo arrivati a una classificazione sistematica e definitiva di quello che si trova naturalmente in campo e di quello che viene rilasciato dalle biofabbriche. Si tratta di un iminottero endoparassitoide, cioè un insetto che uccide la cocciniglia facendo il suo uovo proprio all'interno del corpo giovanile di cocciniglia. Qui vediamo nella foto alta una femmina, nella foto bassa un maschio, perché comunque c'è un evidente dimorfismo sessuale. È un insettino di un paio di millimetri che conclude il suo ciclo da uovo ad adulto in condizioni ottimali, parliamo di 25-26 gradi, in appena 15-18 giorni, quindi è molto molto rapido nel suo sviluppo e nella sua capacità anche di colonizzazione del territorio in cui viene rilasciato. Ha anche un range di attività piuttosto ampio, vedete che gli adulti già a 13 gradi sono attivi e sono in grado di parasitizzare attivamente le cocciniglie. E un'altra cosa che mi preme sempre sottolineare è depone sulle neanime di seconda e terza età e sulle femmine che non hanno ancora fatto l'ovisacco. Tutte situazioni che vedremo nel periodo primorile sono ampiamente presenti soprattutto in generalmente. E ho già anticipato qualcosa relativamente all'epoca di introduzione. Tasso di moltiplicazione. In laboratorio, in fabbrica abbiamo tassi di moltiplicazione molto alti che superano il 40 per, è ovvio che in campo possiamo ragionevolmente stimare almeno 10 per, il che vuol dire che se io metto 1000 femmine nell'arco di 15-18 giorni, ragionevolmente ho decuplicato la presenza degli insetti in maniera abbastanza rapida. Ecco, queste sono forme parassitizzate. Inizialmente le forme parassitizzate diventano immobili, muoiono, tendono a gonfiarsi e a volte si nota anche il segno scuro che è relativo alla puntura di olio di posizione. Mentre invece quando l'insetto ha terminato il suo ciclo di sviluppo all'interno della cocciniglia parassitizzata, se ne esce un nuovo adulto attraverso quel foro di sfarfallamento circolare che è ben identificabile anche da parte dei tecnici. Come lo introduciamo? La linea di Bioplanet, oggi BioGuard, sposata anche da tutti i miei colleghi di BioGuard, noi introduciamo l'insetto sotto forma adulta e ci sono dei motivi tecnici ben precisi che noi ribadiamo e difendiamo. Perché? Intanto abbiamo 3 momenti di intervento. Possiamo intervenire in una primavera precoce, possiamo intervenire in piena estate, possiamo intervenire anche a fine stagione, e quello lo approfondirò dopo poco tempo che rimarrà alla fine. Per quanto riguarda invece il perché e quanti, mettiamo dai 1500 a 2000 adulti per stagione in uno o più introduzioni secondo gli schemi che vi ho prima in qualche maniera preannunciato. Perché lanciamo adulti? 1500-2000 individui sono pochissimi. Io non posso permettermi di avere nessun dubbio sul fatto che tutto quello che vi ho mandato diventa
è attivo e lavora immediatamente in campo. E quando noi mandiamo un materiale come tutti, io parto dal concetto che qualsiasi biofabbrica vi manda un materiale qualitativamente ottimo, ma lo mettiamo in mano ai corrieri, lo mettiamo in mano ai magazzinieri, arriva poi dagli agricoltori e tutto lo stress che subisce l'insetto, che sia avuto o che sia in altra forma, purtroppo può capitare che lo subisce e porta a un decadimento qualitativo. Con l'adulto, perlomeno, quando vi arriva, li vedete, se sono vivi, belli, vivi e vegeti molto attivi, chiaramente avete più certezze. Altra cosa, sono femmine sicuramente già fecondate che nel momento in cui apre il baratto vanno immediatamente parassitizzare. E questo è fondamentale per inserirci nel quadro fitoiatico della vite, che è già abbastanza complesso per quanto riguarda poi i trattamenti processuali. Preciserò meglio che questo. E le formiche, voi sapete che le formiche difendono le cocciniglie e ostacolano l'attività dei parassitoidi. Se è un adulto, la formica lo ostacolerà, ma l'adulto si sposta e andrà da un'altra parte, fondamentalmente, soprattutto su cocciniglie isolate, mentre invece le formiche tendono a difendere soprattutto le colonie di cocciniglia. Ecco, in una forma di mummia o comunque non mobile, chiaramente è più soggetta a un disturbo da parte delle formiche. Vado direttamente, scusate se corro un po', ma questo è uno schema, graficamente non è bellissimo, però vi espone, cioè vi dà un'idea di come noi andremo a introdurre l'insetto utile. Io ho detto un'introduzione veloce e primaverile, perché? A primaverile per me vuol dire metà aprile, 20 aprile, massimo la prima settimana di maggio. Lì gli Anagirus trovano neanche di seconda e di terza età sicuramente disponibili sotto corteccia, ma loro le trovano, le vanno a parassitizzare e sono in grado di fare almeno una generazione o comunque di creare una popolazione molto meno soggetta e soprattutto una popolazione più elevata e molto meno soggetta a eventuali disturbi dai trattamenti che andate a fare con il suo potere. Dopodiché c'è la possibilità di fare un reintegro dopo i trattamenti con lo scafoideo, dove noi possiamo inserire anche il Cryptolemus montgolfieri come predatore, e poi c'è un'altra finestra che a noi piace tantissimo, che è quella di fine stagione, dove praticamente abbiamo smesso di fare i trattamenti chimici sulla vite, abbiamo degli autunni lunghi prima che arrivi l'inverno e l'insetto smetta di lavorare, ci passano diverse settimane durante le quali l'insetto può sicuramente creare una popolazione molto forte, abbassando la cocciniglia sul momento, ma soprattutto garantendo anche una ripartenza dell'insetto utile molto più alta nella primavera successiva. Non parlo del Cryptolemo, ma vado direttamente a una conclusione. Volevo prendere il premio, ma non ce la faccio, il premio di chi fa prima. L'uso degli insetti utili si sposa benissimo con la confusione sessuale, perché comunque non si ostacolano, anzi l'insetto utile va a coprire dei buchi temporali che chiaramente la confusione sessuale della cocciniglia lascia, perché in primavera, come dicevo, va a parassitizzare neanidi che derivano dalle femmine svernanti e che quindi quelle neanidi risentiranno degli effetti della confusione solo successivamente quando avranno completato il loro sviluppo. Intanto l'insetto invece li parassitizza attivamente. Io mi fermo qui, mi fermo.